Ore 15:10, carcere di Santa Maria Maggiore, Venezia. Il segretario della Lega Matteo Salvini arriva in motoscafo, saluta i cronisti e va diretto a trovare Walter Onichidi. Vado a parlare solo con Walter, quindi prima ci parlo e poi parlo con voi, così almeno in base a quello che sento racconto. Walter Onichini, 39 anni, accusato di tentato omicidio per aver sparato e ferito un ladro, un trentenne albanese, sorpreso in casa nel 2013, condannato in primo e secondo grado a 4 anni e 11 mesi di reclusione. Si trova in carcere in isolamento perché avrebbe subito diverse minacce da alcuni detenuti, così Salvini dopo l'incontro con lui. Se gli dicono Onichini sappiamo cosa hai fatto e l'aggressore non era un veneziano doc, e ci siamo capiti, ovviamente a minacciare sono purtroppo dei cretini, e in questo caso dei cretini stranieri. È pieno di cretini italiani, in questo caso in carcere ci sono più cretini stranieri e quelli che minacciano sono cretini stranieri. Pesanti e provate le condizioni di salute di Onichini, motivo per il quale si farà portavoce della grazia da chiedere al capo dello Stato Mattarella, spiega il segretario della Lega. Conto che passi meno tempo possibile in carcere, che possa tornare a casa il prima possibile. Domanda di grazia e poi un sostegno economico, anche perché, ripeto, i mutui non aspettano i tempi della giustizia italiana, quindi come Lega interverremo direttamente e speriamo che tanti altri facciano lo stesso. Siamo nel semestre bianco, però nell'attesa chiederete magari un provvedimento per i domiciliari? Andrò a parlare direttamente sia col ministro Cartabia che col presidente Mattarella, perché ne vale la pena. Non è una questione politica o partitica, è la questione di un padre di famiglia di 41 anni che dovrebbe stare a casa con la moglie e i figli e non in carcere.